Rieccoci, c'era Vittorio Caserini che ha detto che ora è terminato, ho detto terminate alle 23:30, voleva rimanere anche di più, ho detto no, non vorrei mai crearmi problemi a Vittorio Caserini, lo faccio andare via alle 23:30. Manzolini stava intervenendo nel ragionamento di Renzi, che è il ragionamento che Renzi, Europa, Italia, insomma. Un ragionamento, per carità, è un bravo ragazzo visto da un'altra parte, visto dall'altra parte di chi dice sarà l'uomo che riesce a cambiare e salvare questo paese, direi di no. Sarà l'uomo che fa e mantiene quelle promesse. Però scusi che Manzolini, dice, non è che sia una persona che dall'Europa è stato accolto in maniera diversa dalle altre, da Berlusconi, da Letta, da Prodi stesso, guardi, è stato accolto in maniera un po' diversa, oppure da un punto di vista mio la sbagliato? Merkel fa la sua politica e la fa per il suo paese che l'ha eletta, ovviamente non farà la politica dell'Italia. Il fatto che la Merkel se lo sia chiamato appena eletto presidente scavalcando Letta la dice lunga, perché queste sono cose che hanno una grande importanza. Non è che un premier di un paese appena eletto, perché non era passato tanto tempo che era eletta, si complimenta con il ragazzo e se lo chiama, quindi vuol dire che c'era un percorso. Come qualunque... Dice di no la Filippi, scuote la Filippi, chiaro, dice di no, perché cosa deve dire? Guarda le cose da un altro punto di vista, no? Guarda le cose. Ma le conoscerà, essendo una lettiana. Guarda, io dico sempre, se voglio conoscere una cosa la devo chiedere alla controparte, perché forse la vede con un'obiettività maggiore di quella che la posso vedere io da lì dentro. Poi dovresti fare la verifica delle due cose, forse. Comunque è un fatto significativo che la Merkel se lo sia chiamato là. Come è un fatto significativo. Vuole così bene a Renzi che avrebbe voluto Letta al posto di Juncker, pur di fargli dispetto. Comunque guarda, ha saputo vedere quella che sarebbe stata l'escalation di Renzi. Io mi ricordo che in quei giorni si diceva ma si va subito a votare, si fa subito Renzi. Ma questa Marchi è onnipotente, cioè sa tutto, sa che vince Renzi, sa che perde Letta, cioè, ma sa davvero tutto, cioè, è un fenomeno. Ma sai, sull'Europa c'è tanto da dire. Chi è che ha messo Monti? Chi ha messo Monti là? Chi ha messo poi Letta? Perché ci troviamo, non sono stati il gli mondo elettori. delle finanze, questo è il problema. Abbiamo anche Renzi, un grosso mondo finanziario che si muove dietro a queste cose, e la signora sa. La P2 e dopo cos'altro è rimasto? No, il club Bilderberg. Ecco, lo sapevo che saremmo arrivati là. Questa è la verità, il club Bilderberg non è mica una balla, ci siete dentro, ci sguazzate dentro di lusso. Dove siete stati negli ultimi 20 anni? No, ma per carità, io ma dico nel club Bilderberg ci siete dentro, ma bene. Ma voi dove siete stati negli ultimi 20 anni? C'è la Letta, ma non Renzi. Negli ultimi 15 anni siete stati voi al governo, me lo ricordo. Gliel'avrà offerto, no, adesso faccio una battuta. Ci hanno inguaiato con Berlusconi anche in Europa. Comunque, diciamo che... Vorrei saperlo io. Cosa? Dove eravate negli ultimi 20 anni? Cioè che io ti dico, guarda che siamo stati anche fortemente critici Vittorio, che secondo comunque il problema è quello di adesso, è quello che adesso sta accadendo e quello che sta avvenendo. Non li ha mica firmati Renzi, li ha votati il vostro governo. Il mio no, non era il mio governo. Chi era il ministro dell'economia? Certo, Tremonti, notoriamente vicino alla Lega. Beh, sai, c'è molta distanza adesso, proprio per critiche su cose. Adesso la distanza. Però Vittorio Caserini, una delle cose che non riesco a capire è che l'Italia indica l'uomo che deve unire l'Italia all'Europa o far migliorare l'Italia nei confronti dell'Europa, in questo momento ci va Renzi, al di là della parte politica, però noi italiani non siamo mai contenti, non va mai bene niente, cioè non riusciamo mai a mettere una persona che sia di gradimento per tutti e che tutti pensino davvero che questa persona che va a Bruxelles o a Strasburgo faccia il bene dell'Italia. Perché c'è questa malafede dell'italiano nei confronti di qualsiasi politico che va lì in alto? Non è qualsiasi. Ma guarda, in questo caso però non siamo nelle solite posizioni che ognuno si arrocca nel suo mondo e nel suo partito, perché Renzi
ha la fiducia di molti italiani, non solo chi l'ha votato, perché alla fine l'elettore e il cittadino medio vede in Renzi come l'ultima spiaggia per salvare questo paese. Non abbiamo altre possibilità. E a me, pur essendo fiducioso, perché, come si diceva prima, ha delle capacità, ha delle doti, altrimenti non sarebbe arrivato a questi livelli. Certamente ha trovato anche un substrato favorevole, delle condizioni favorevoli che l'hanno portato a questo risultato di essere il leader in Italia. Però le premesse anche a livello europeo, quando noi andiamo e vediamo che vengono eletti o saranno eletti i punti di riferimenti che sono tutti di un paese o che filano nel ragionamento della Germania, questo mi fa paura. Quindi la battaglia che Renzi deve portare avanti, se non è una battaglia di alleanze, di gente, o meglio di stati che hanno lo stesso nostro problema, e fa una coalizione forte a contrapporre, non a subire, ma a contrapporre una politica alternativa, non andiamo da nessuna parte. E la prima cosa, oltre che a risanare il debito pubblico interno, la spesa pubblica, e qua deve avere il coraggio, è che appunto, come diceva Morosini, non ci sono le condizioni a livello parlamentare perché non hai i numeri. Ma la spesa pubblica, la prima cosa che uno deve fare, se io dovessi essere il premier domani mattina e metto come primo impegno di salvare l'economia, bisogna tagliare la spesa pubblica. Saranno dolori, va bene, ma bisogna farlo. Vittorio, Aspetta, allora, sta zitto un po'. no, ma c'è una differenza. Noi abbiamo criticato bene la Grecia e ce l'hanno fatta vedere bene come è messa. L'Italia non te l'hanno mai fatta vedere bene come è messa, perché siamo messi peggio della Grecia. Aspetta un secondo, tu quanto me sappiamo i risvolti dietro di com'è la situazione. E allora dico, per salvarla abbiamo due cose. Uno, con enormi sacrifici, fare i tagli e se è il caso anche lasciare casa della gente. Sarà una politica impopolare, ma è questo che bisogna fare. Questo che non farà. Aspetta un secondo, e appunto anche perché non è nelle condizioni di farlo. La seconda cosa, o noi rinegoziamo il debito pubblico nostro con chi? Con l'Europa. Con l'Europa. La Germania ha beneficiato nell'Unione, no, quando è stata unificata le due Germanie, del supporto degli altri stati. Altrettanto dobbiamo fare noi. Io mi ricordo, se la banca europea mette a disposizione denaro allo 0,25%, non si può arrivare a che i paesi più deboli abbiano attingimento al denaro a costi bassi invece di pescarlo allo 6%, il 5%, il valore dei bot, che poi lo va a pescare dalle banche. Come si può fare a farsi dare una mano dall'Europa? No, ma una domanda che dobbiamo fare: deve essere la Germania, deve essere l'Europa che mantiene l'Italia. Cioè, se noi abbiamo lo stesso bilancio della Germania, ma che siete dei numeri, Vittorio, abbiamo la stessa popolazione della Germania, lo stesso bilancio, perché lui è assessore, adesso non ha anche più questo problema. C'è da verificare, Volevo chiudere il ragionamento, scusa. Noi abbiamo le banche che attingono denaro dalla BCE allo 0,25%, no? E lo vendono al 5,5%, eccetera. 0,15 adesso. 0,15 addirittura. E allora perché non troviamo il modo che a livello europeo i paesi più deboli possono attingere denaro dalla BCE a un tasso che non è il 5% ma è il 0,15%? Questo vuol dire rinegoziare il debito, altrimenti, come diceva, il debito pubblico aumenta 80 miliardi all'anno. Dove li peschiamo? A pescare ancora tasse? Paghiamo l'IMU, paghiamo la Tasi, paghiamo questo, paghiamo quello. Stamattina ho trovato un signore, appunto, ci vuole coraggio, bisogna buttare, anche essere dirompenti se è il caso.
Ce ne andiamo fuori dall'Europa, ma bisogna puntare i piedi. A fare i servitori e mettersi a 90 gradi è facile prenderli in culo, sì o no? Sì, e sì, allora sì. stiamo retti, Siamo no? in orario non più protetto. Capisci? Stamattina, ad esempio, ti porto un esempio del cittadino comune che ha un appartamento in affitto. Adesso sono 7 mesi che non è più affittato, dice ho pagato l'IMU perché non è la prima casa, no? Adesso non so se il comune mette anche la Tasi, io non pago già le tasse sul reddito che ho avuto finché lo fittavo. Adesso continuo a pagare le tasse non sul reddito. Guarda, un imprenditore qui a Padova della zona industriale ha diversi capannoni molto ampi e ha detto all'Interporto te li do in affitto a 200.000 euro all'anno, 250.000 euro all'anno perché dopo non voglio più pagare i multasi e tant'altro e voglio andarmene via, insomma ne ha diverse e ovviamente l'Interporto non ha accettato perché è un'amministrazione pubblica, insomma, però anche l'imprenditore oppure tolgono il tetto perché dicono che devono rifare gli impianti e quindi che, togliendogli il tetto negare spese. L'Interporto solo adesso perché viene accatastato tutti i cosi, Certo. i fotovoltaici, paga credo 800.000 euro solo di IMU. Morosi. Potrei continuare con gli esempi perché in effetti è da un po' di tempo che per far fronte a questa situazione drammatica ci sono i proprietari di immobili che li danno in locazione praticamente a gratis purché siano pagate le imposte e le tasse che gravano sul bene e sia fatta la manutenzione ordinaria. Vuol dire che non c'è più economia, questa è la realtà. Le uniche imprese nel Veneto che tengono ancora a testa sono quelle che esportano all'estero. Questo è il dato reale, riassumendolo definitivamente. Le questioni che abbiamo sentito, visto che almeno in conclusione parliamo di Europa, la questione del pareggio di bilancio che è stata imposta dall'Europa e che evidentemente è un buon criterio se viene applicato a soggetti che hanno energia, economia e numeri per garantire il pareggio di bilancio. E quindi chi non riesce ad avere a garantire il pareggio di bilancio non può soffrire le regole di una politica monetaria dei paesi che invece hanno condizioni per sostenere il pareggio di bilancio. La politica monetaria era lo strumento che l'Italia pre-Unione Europea ha visto che poteva consentirgli in qualche modo di uscire dai momenti di grande difficoltà. La politica monetaria cosa vuol dire? Battere moneta. Quando l'Italia aveva bisogno di soldi, gli Andreotti facevano soldi. La rotativa che stampava soldi. Inflazione al 20%, con l'inflazione al 20-25%, o in 4 o in 5 anni, tu paghi tutto il debito. Sì. E se hai l'inflazione al 20% in 5 anni, il debito... E perché non si fa perché si è optato di entrare in un sistema monetario Rigido. che è rigido, giustamente, dove non puoi tu usare la manovra della politica monetaria, cioè della stampa della moneta. Allora chi è nelle condizioni di assicurare il pareggio di bilancio sta bene in queste regole rigide. Chi non è nelle condizioni, noi siamo stati, ce lo ricordiamo, il sistema monetario europeo che aveva un'oscillazione fino al 6%. Avevamo difficoltà a stare anche dentro il sistema monetario europeo che era l'oscillazione prima della moneta unica. Poi siamo entrati in modo infausto, impreparati nella moneta unica senza poter disporre della leva della politica monetaria. Uscire dall'euro, Morosi? Ma io credo che, io parlo da Veneto, il Veneto avrebbe le condizioni, siccome noi siamo convinti che l'indipendenza sia l'unica soluzione e vantaggiosa anche per l'Italia, è l'unico sistema per rompere un meccanismo perverso, non è un atto di egoismo, è un atto di generosità e un'intuizione che consentirà al Veneto e al resto dell'Italia, quello che resta d'Italia, di salvarsi. Quindi non c'è modo. Succederà l'Italia non ha gli strumenti per venirne fuori da questa situazione, o esce dall'euro, però è comunque dannoso sia che rimanga, dicono gli esperti, perché ti porti un fardello sempre più pesante e non hai la capacità di sostenerlo, sia che esca, perché se esce dall'euro ha per almeno 2 anni una situazione devastante, l'hanno detto degli esperti, ci sono degli studi, è molto interessante anche approfondirli, qualcuno in elezioni europee l'ha un po' strumentalizzata.
Uscire dall'euro vuol dire avere nel giro di 6 mesi un'inflazione della moneta nuova, se torniamo alla lira, al 50%. Che vuol Quindi dire hai che il pagato 50% di ciò che noi, cioè vuol dire del che debito attuale. ciò che noi abbiamo diminuisce di colpo del 50%. Esatto. Però questo vuol dire questo uscire serve a dall'euro. lavorarlo fra 3 anni. Però quello fa il debito, quindi il paradosso è che sia rimanere nell'euro sia uscire è una situazione, non sai quale è peggio delle due. In realtà se noi fossimo indipendenti, parlo per il Veneto, noi potremmo scegliere sia di rimanere nell'euro perché avremmo i conti a posto, sia di uscire dall'euro perché saremmo in grado di organizzarci. Ma è fattibile questa certo cosa? Che è fattibile, come infatti oggi abbiamo fatto una conferenza stampa e domani spero che i giornali riportino le notizie di come il percorso per l'indipendenza dopo l'approvazione della legge 16 del 2014 avvenuta pochi giorni fa si può realizzare, perché Zaia ha 30 giorni di tempo per adottare, per deliberare in ordine alle modalità di voto e il Consiglio regionale deve solo fissare la data. È un atto di democrazia e spero che chi è democratico non si opponga a questo atto. Quindi gli strumenti ci sono, io ci credo convintamente. Abbiamo fatto anche un convegno internazionale pochi giorni fa con economisti di fama mondiale, uno dei quali il professor Pascal Salin è un consulente del Fondo Monetario. Arriverebbe il periodo che il Veneto è una regione, è uno Stato autonomo. Stato indipendente e sarebbe già oggi con il fardello italiano della tassazione italiano davanti a 10 dei 28 Stati dell'Unione Europea. In più avrebbe un commissario europeo. Coseni, lo vedi e non fattibile andrebbe questa cosa? assolutamente. Io sarei, cioè, nelle nostre condizioni è impossibile arrivare all'indipendenza del Veneto. Perché? Ma perché mai lo Stato ci darà il nulla osta per poter... Deve essere istruito il ragazzo. No, gli voglio bene a Casalin perché ho confidenza con lui e credo anche. Però non la conosce ancora la materia. O è tra i tanti, scusami, è tra i tanti che non conoscendo la materia credono ancora che bisogna chiedere allo Stato. Invece è una questione di legalità che si collega alla Costituzione italiana, piaccia o non piaccia, ma i giuristi che abbiamo portato 2 settimane fa, anche di fama internazionale, l'hanno confermato. È una questione di consenso. Ma in un momento dove l'Unione fa la forza, l'Unione invece... sì, ma l'Europa non nasce se non ci sono i piccoli stati. L'egoismo sta negli stati risorgimentali. Esatto. L'Italia è la causa del fallimento dell'Europa, la Francia, la Spagna, il centralismo, il neocentralismo degli stati risorgimentali. Adesso guarda, quando partirà la Catalogna, partirà anche la Scozia, sì, saranno dei segnali estremamente importanti. Certo. E sarà anche... Andremo, guardate, posso dire che a me interessa molto più banalmente che ne usciamo tutti quanti insieme da questa situazione. Tutti a fondo. Nel mio piccolo, che tanto piccolo non è perché da persona fortunata quale sono mi trovo in questo momento in Parlamento, e questo vuol dire per me essere persona fortunata. Oddio. Le riforme che noi stiamo cercando di realizzare e le realizzeremo nonostante questo Parlamento, cioè quella maggioranza risicata che c'è, consentiranno a tutto il paese di venirne fuori e di giocare il ruolo di giocare il ruolo da protagonista in Europa, che è quello che i cittadini italiani vogliono. Lo hanno già detto con queste elezioni, sapete. Però col debito pubblico aumenta ogni giorno. Il debito pubblico è un debito che comincerà a calare a partire dal prossimo anno attraverso un meccanismo di riduzione della spesa pubblica. Dai, lo scriviamo. Ma certo che ve lo scrivo. L'avete sentita il progetto di riforma della pubblica amministrazione oppure no? Sì, basterebbe. Ve ne siete occupate della delega fiscale oppure no? Certo. Cioè, queste sono le cose concrete che questo paese può fare. Tutti devono fare la loro parte, dopodiché ci sono i cittadini italiani che sono chiamati a votare tutti i santi anni e decideranno se va bene lui, se va bene lui, se va bene il presidente, eccetera. Questa è la parola agli italiani che decidano. Questa è la continuità di prima. Guarda, oggi gli italiani... Parola agli italiani che decidano. Oggi gli italiani devono capire la verità, di come è questa situazione, e quando continuamente ti dicono che bisogna creare posti di lavoro, ma come fai a creare posti di lavoro quando uccidi le imprese? Perché con le tasse che hai... L'hanno deciso un mese fa, ve lo siete resi conto oppure no? Ascoltami, come fai a pensare di creare posti di lavoro quando uccidi le imprese? Perché lo ha detto anche Draghi, ma era lapalissiano, ci sono troppe tasse.
Ma si sono accorti adesso che Ma le vi troppe siete tasse. accorti di come cosa è stato ascolta l'ultimo un attimo, decreto? ascolta, Avete guarda fatto come il sono aumentate adesso. per fortuna ci sono gli Guarda italiani come che se sono ne sono aumentate accorti. adesso. Gli Di italiani. Gli Napoli italiani se ne vede- sono accorti, ne ragazzi. vede un futuro Gli italiani bello. gli hai Sono fatto accorti credere come- degli 80 euro, Gli avete purtroppo fatto- è quella la storia. Di Napoli la vedi? vede un futuro, il Veneto indipendente, come dice Morosin, e anche in parte come dice No, ma Manzolini. a noi in parte, e come sostiene anche Manzolini, e come sosteniamo Siete in tanti. uguali alla Lega, indipendenza, Veneto, siete più o meno simili no? come concetto. Certo. Ci mancherebbe. Io, a parte il fatto che insomma sulla Lega soggetto che vede l'indipendenza dopo che a Roma mangia dentro Roma la Dorona, poi sul territorio dice guardi, lasciamo perdere sulla la stima che ho di io della Napoli, Lega mi è come simpatica, le ho soggetto risparmiato politico. Però, l'idiozia al là di Pietro che voleva regalare i 100 euro alle partite IVA. Dimmi te, se le partite IVA, la gente che lavora ha Voi bisogno siete quelli della che regalia avete- di voi- 100 voi euro al siete- mese, vorrei ma dove ricordare andate? Non che avete voi neanche avete l'idea, approvato la non riforma avete neanche dell'acqua l'idea e il giorno dell'economia, dopo eravate perché in uno che piazza, parte con una stupidaggine del genere in per portare via i piazza, voti a Renzi, che si l'acqua verrà nostra. in 100 non euro ho le mai partite visto, IVA volevano infatti regalare. adesso siamo Ma tornati al di crocifisso Napoli- perché Ma- di federalismo ma mi non ha fate senso ridere. parlare. Ma mi Dai, fate ridere. Italia dei valori. E peraltro io non l'ho interrotta. Vabbè, comunque gli italiani, si vede quanto è gli italiani educato, giustamente hanno oltretutto. fatto giustizia, come Manzolini, dice. se urlate tutti e due, No, no, era perché- no, ma a caso non vi sentono. Io gli ho risparmiato Sentono i solo. 100 euro. Ho capito, però sentono delle Ambrosio. partite Allora, IVA. Non si può se- dire alla Lega se- che ha mangiato a Roma 15 anni perché non è vero, è vero cosa invece. vuoi? Comunque, a parte questo, secondo me il problema non è che si risolva facendo la secessione o col Veneto indipendente. In realtà noi dovremmo guardare all'Europa in una soluzione che permettendo la caratterizzazione di un rapporto tra regioni e livello europeo differente riesca a risolvere la situazione tenendo conto delle necessità dei popoli, che era un po' quello che diceva il professore, no? Noi non possiamo considerare che sia l'elemento denaro che tiene unita un'idea di Europa, deve essere l'elemento dell'unione dei popoli, quindi al di là dello Stato. Poi noi abbiamo tutti i nostri problemi, Però la sarà fi- difficilissimo la finanza- ridurre. l'alta finanza però, dà dei soldi. Però, viva Dio, nel momento in cui la Crimea in Ucraina ha chiesto l'indipendenza, è qualcuno col carri armato ci è arrivato, e quindi queste cose qui sono Saremo senza molto, gas, molto pericolose. Approfondisci le Dall'altra parte credo che sia davvero importante in questo momento rasserenare il più possibile le persone che fanno davvero fatica. Non è un bel segnale che comunque il presidente della commissione Juncker sia lussemburghese, ad esempio, perché sappiamo benissimo che quest'uomo, che ha anche tanti elementi positivi, conosce benissimo il sistema europeo, è comunque anche stato il capo del governo del Lussemburgo, che è notoriamente un paradiso fiscale. Però gradito dalla abbia Merkel pazienza. e gradito anche da Matteo Renzi. Sì, certo, contro Letta, c'è solo un una piccolo- lotta fratricida. C'è un piccolo insignificante dettaglio, che in Italia il Partito Democratico ha vinto le elezioni, credo che questo sia indiscutibile, ma in Europa il Partito Socialista Democratico le elezioni non le ha vinte, Certo. le ha vinte sia pure di poco il Partito Popolare. Allora il Partito Popolare Europeo ha indicato Juncker, piaccia o no. Questa è l'applicazione della Io regola soltanto ricordando che è il capo del Lussemburgo, della regola notoriamente paradiso Professore, fiscale. in conclusione possiamo È solo l'applicazione della regola In Europa democratica. sanno quello che Manzolini, devono fare. da Bilderberg. questa trasmissione piacerebbe E l'ha fatto che Turchina. uscisse anche un dato, non dico di Mano Merlino. Allora, la sorriso, strada- però la positivo, strada per- positivo dai, dell'Italia con l'Europa e l'Europa con per l'Italia. creare un distinguo nella separazione degli interessi dell'Italia dall'Europa, eventualmente agevolando anche un certo tipo di indipendentismo, è la seconda moneta.
creiamo la seconda moneta, perché è chiaro che il passaggio dall'euro a un'altra moneta è un Era suicidio. la teoria di Pagliarini questa. Sì, è un Ancora suicidio e quindi è impossibile, perché chiaramente tutti si Mi scusi, accaniranno. seconda moneta a livello nazionale, professore, a livello regionale? No, a qualsiasi livello. Alle due Europe. A qualsiasi livello. No, euro 2, euro 1. La seconda moneta all'interna. E dopodiché si rafforza la seconda moneta e il passaggio avviene in corsa, perché non puoi fermare un treno, smontare Certo, tutto e passare dall'altra parte, perché nel frattempo arriva quello dietro e ti distrugge. E quindi si fa crescere la seconda moneta, ma ci sono un sacco di stati che ce l'hanno. Caso strano ce l'ha la Cina, la doppia moneta. E ci campa sopra e riesce a fare dei prezzi che sono fallimentari, perché riesce a entrare nel mercato con prodotti a scarso livello, ma anche a livello molto elevato, perché l'iPad che noi utilizziamo viene fatto in Cina, fabbrichette da 1 milione di operai, qui creiamo drammi per 150 operai, 180 operai, che è giusto. In Cina 1 milione di operai. Questa mattina su Repubblica è comparsa una bella fotografia di un pezzo di carta che è stato trovato nella tasca di un paio di jeans che una ragazza irlandese, mi pare, ha comprato, o inglese, ha comprato e ha messo la mano in tasca, ha tirato fuori un pezzo di carta scritto in cinese. Sopra c'era scritto SOS, ci trattano come schiavi, e c'era tutta una scrittura in cinese e l'hanno pubblicata. Cioè, noi vogliamo fare la concorrenza a quelli che schiavizzano i propri cittadini per riuscire a annientare il mercato. Ma c'è qualcosa che non funziona. Ma sono i tedeschi per primo che accettano questo. Perché se non mettiamo le tasse, di importazione importanti, che vuol dire che arricchiscono l'Europa, tutto il denaro resta fuori. Si sta creando un mondo dove si accumula il denaro e non va a vantaggio né della Cina, né dell'Italia, né della Germania, né da nessun'altra parte. Producono da una parte, importano a un prezzo elevato, il guadagno rimane fuori. E queste sono le multinazionali. L'altro aspetto dell'economia che non funziona, stiamo demolendo il piccolo commercio. Il piccolo commercio vuol dire che il denaro, io guadagno qualcosa, sono nella mia città, rimane nella mia città perché investo, compro un appartamento, mi vesto, faccio, e rimane all'interno della... La grande catena di supermercati porta il denaro altrove, non rimane sul posto. È questo che la politica deve prendere in considerazione. L'IKEA non ci interessa, perché se spendiamo 30 euro di meno di una cosa, non è il 30 euro, ti dicono ma l'IKEA ha, non lo so, 50 dipendenti, 70, quello che è. Ma se creiamo tanti IKEA saremo tutti schiavi delle multinazionali e non c'è più l'operatività del singolo che si inventa il lavoro, che commercia, che fa le cose. È questo che si sta distruggendo, e si sta distruggendo anche facendo lavorare alla domenica, perché le multinazionali se lo possono permettere, perché fottono tutto il resto dell'economia, della microeconomia. È come dire che un corpo umano funziona, la circolazione del corpo umano funziona con le arterie, e dice i vasi sanguigni non servono, i vasi capillari non servono a niente. No, i vasi capillari sono fondamentali, sono essenziali per la ridistribuzione. E ho fatto a volte, in altre occasioni, l'esempio di Padova, perché Padova è una città ed è stata la capitale ed è tuttora la capitale del Veneto. Perché? Perché ha un'università. È un'università che crea ricchezza che rimane in Padova, perché è una microeconomia. Lo studente che va a mangiare, il studente che prende in affitto l'appartamento, tutte queste cose, è un'azienda che dura da 700 anni, no scusate, 800, e passa 1222. No, quindi, allora, questo non possiamo pensare che l'economia sia fatta alla Draghi, che presta soldi a chi già ce li ha,
al prezzo di 0,15%. Tra poco Draghi verrà fuori e dice noi diamo soldi alle banche e gli diamo anche gli interessi. Non li chiediamo, glieli diamo anche sopra. Ma siamo diventati matti. È il contrario di qualsiasi tipo di economia normale. È follia questa qua. Ma chi abbiamo messo alla Comunità Europea? Allora se Renzi va là e batte i pugni, io sono contento. Ma soprattutto cominciamo a pensare alla seconda moneta, perché è una cosa seria. Grazie a Flavio Manzolini di essere stato con noi. Lo so, vuole continuare? No, perché abbiamo tutti famiglia. Abbiamo finito perché ho capito che Sentiamo il commento. Condivido il discorso del professore finale, insomma, sulla doppia moneta, era un'idea che aveva anche Pagliarini. E quindi è d'accordo. Certo. No, sarebbe bello continuare perché il ragionamento è, però Ma poi, è accontentiamo Casalì che vuole stare fino a 00:30. Grazie a Rosanna Filippini di essere con noi, grazie a Vittorio Casarin, grazie a Alessio Morosin, grazie a Sabrina di Napoli, grazie a tutti, grazie a professor Marocase. Grazie a lei Giorgio. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata di TV7 Match. Buonanotte a tutti. Interessante, però andrebbe spiegata di più, perché è stata presentata.